No, convocato. E hanno fatto il loro ingresso anche i concorrenti del getto del peso per la fase di riscaldamento. Sono in gara Cavalieri delle Marche, Zanotta, Friuli Venezia Giulia, Tomietto, Trentino, Romano della Lombardia, Bellin Treviso Atletica, D'Agostino della Puglia, Boidi del Veneto, Gelli del Veneto, Vendrame del Friuli Venezia Giulia, Castelli dell'Emilia Romagna, Vailati della Lombardia, Bona del Trentino, Caliandro della Puglia e Natali dell'Emilia Romagna. Miglior misura di presentazione il 17 e 18 di Paolo Vailati della Lombardia. Da segnalare ancora il 16,69 di Luciano Boidi del Veneto e il 16,51 di Alessandro Cavalieri delle Marche. Sarà in ospedale. Per quello che non viene all'allenamento Sì. Cari amici, buona giornata e benvenuti a questo evento che è il quarto trofeo Città di Caorle e viene trasmesso in diretta streaming proprio per l'occasione, in questa grande occasione in cui sono impegnate 7 delle regioni venete con le loro rappresentative, quindi alcuni dei migliori atleti in campo nazionale che poi avremo modo di seguire, durante lo svolgimento delle gare. Tra poco inizieranno le gare, inizieranno alle ore 9:30 precise, quindi mancano pochi minuti. Le rappresentative impegnate in questo evento, diciamo che è il quarto trofeo Città di Caorle e il secondo Memorial Lucio Todini, quindi dedicato alla memoria di un grande dirigente dell'atletica veneta che è scomparso circa 2 anni fa e quindi si vuole onorare proprio la memoria di questo grande dirigente che ha operato per molti anni per il bene dell'atletica veneta. Quindi le regioni che sono impegnate in questa giornata di gare sono l'Emilia Romagna, il Friuli Venezia Giulia, la Lombardia, Marche, la Puglia, il Trentino e il Veneto. Sono 7 le rappresentative regionali e di queste 7 diciamo che spicca la rappresentativa della Lombardia, come sempre tradizionalmente opposta a quella del Veneto. Due delle formazioni regionali più agguerrite in campo nazionale, perché da anni ormai Lombardia e Veneto vanno duellando nelle varie rappresentative ai vari livelli e nelle varie categorie. La manifestazione di oggi, che inizierà come dicevo alle ore 9:30
vede un intenso programma di gare. Alle 9:30 inizieranno i 400 ad ostacoli femminili e vediamo già alcune delle protagoniste di questa gara, le concorrenti della prima serie. Poi nella seconda serie avremo modo di seguire anche alcune delle atlete più significative in campo nazionale. Nella prima serie ci sono le atlete con i tempi diciamo così, relativamente più alti, che comunque alla ricerca anche loro di una certa visibilità cercheranno proprio in questa circostanza di migliorarsi, di produrre il miglior risultato possibile. Questa pista della città di Caorle quest'anno è più volte utilizzata per varie manifestazioni. Già nella scorsa settimana si è svolta la seconda giornata del campionato regionale junior e promesse, che era previsto inizialmente a Sacile, poi per problemi organizzativi si è spostato qui a Caorle. Caorle ancora una volta si è dimostrata una località molto accogliente e molto ricettiva e pronta anche a far fronte anche a queste situazioni di emergenza come si è verificato nella passata stagione. E le prime gare, dicevo, i 400 ostacoli donne, e però non ci sono solo 2 gare in pista, ma vediamo che per esempio sono pronti già, stanno effettuando lanci di riscaldamento e concorrenti della gara del giavellotto che poi andremo a seguire. Giavellotto maschile, poi getto del peso maschile alla stessa ora. Le 2 pedane tra l'altro sono abbastanza vicine, quindi adesso per esempio si sta inquadrando proprio, la vediamo, la pedana del giavellotto. Ancora non è iniziata la gara, ma in questa gara avremo modo di seguire un ragazzo molto emergente del Friuli Venezia Giulia, un certo Massimo Ross, che si è portato in questa stagione a 64, quasi 65 metri, quindi è un ragazzo che dimostra grandi qualità. Vediamo inquadrate in questo momento le protagoniste della prima serie dei 400 ad ostacoli donne. Sono tutte concorrenti che hanno personali che vanno dall'1,6 all'1,8, quindi non di primissimo piano, però comunque ragazze che stanno crescendo e nell'arco della stagione sicuramente produrranno risultati interessanti. Per il Veneto c'è Danita Jones in corsia 2, poi Jessica Carbonari in 3, Giada Castaldello, Jessica Carbonari è del Trentino, Giada Castaldello del Veneto in corsia 4, poi le Marche che presentano Sara Gigli in corsia 5 ed in corsia 6 Daniela Urso della Puglia. Miglior tempo di accredito è proprio di una veneta che gareggia in corsia 2 e se riusciamo a inquadrare vediamo la corsia 2, eccola, Danita Jones, che quest'anno ha corso in 1,06 e 27, ma sicuramente ha potenzialità per migliorarsi ulteriormente. Questa pista di Caorle, lo ricordo, nel prossimo weekend, il 31 e 1 giugno, sarà teatro del campionato regionale della categoria allievi, che è una categoria che diciamo è l'anticamera del settore assoluto e dalla quale si possono già vedere i talenti più interessanti che poi emergeranno anche a livello nazionale. Quindi anche la prossima settimana avremo una diretta proprio sabato prossimo, sabato 31 avremo la diretta streaming che trasmetterà la prima giornata del campionato regionale della categoria allievi. Alla partenza la prima serie dei 400 ostacoli femminili. Ecco, sono sui blocchi le concorrenti. Ed ecco il primo sparo della giornata e vediamo come da pronostico Danita Jones
in corsia 2, ma molto bene si sta comportando anche Sara Gigli delle Marche, che ha un personale molto simile a quello della Veneta, quindi si profila un duello in questa prima serie tra la Veneta Danita Jones e la marchigiana Sara Gigli, che vediamo ha già annullato il decalage nei confronti di Daniela Urso della Puglia. Siamo a circa 100 metri dalla conclusione, le concorrenti entrano ora sul rettilineo. Al comando in questa fase c'è in corsia 6 Daniela Urso della Puglia, ma ora Danita Jones che allunga sul finale. Siamo all'ultimo ostacolo e, come da pronostico, proprio la Veneta che va ad aggiudicarsi questa prima serie e già ottiene un significativo miglioramento rispetto a quella che era il suo tempo di presentazione. 1:06:27 aveva, e qui c'è un tempo ufficioso di 1:05:59, quindi un notevole miglioramento da parte dell'atleta del Veneto. Nel frattempo sta per iniziare anche la gara del giavellotto. Il giavellotto maschile, e siamo miglior accredito quello di Eleonora Andreis del Veneto 5,86, ancora da segnalare il 5,74 di Beatrice Cortesi, il 5,67 di Paola Ercoli e il 5,66 di Jasmine. Sì, siamo nel giavellotto, quindi mi sembra che questo che ha lanciato sia Edoardo Lisciandra del Veneto, con un lancio subito diciamo intorno a quello che è il suo primato personale. Qui non ci vede il tabellone, quindi difficilmente riusciremo a conoscere il risultato se dai tabelloni non arrivano le misure. Intanto vedo che si stanno preparando le concorrenti in pista, mentre vediamo qui la pedana del peso. Nella pedana del peso ha lanciato in questo momento Alessandro Cavalieri delle Marche, ma era un lancio di prova, quindi siamo ancora ai lanci di prova nella pedana del peso. Vediamo subito un bel lancio, speriamo che venga attivato il tabellone segna misure, altrimenti non potremo fare commenti. Molte gare stanno prendendo il via, anche la gara del salto in lungo femminile, in cui l'atleta più rappresentativa è proprio una veneta, che è la campionessa italiana della passata stagione del 2013. Si tratta di Eleonora Andreis della società veneta veronese, che con 5,86 detiene la miglior misura tra le atlete in gara. Eleonora Andreis, dicevo, campionessa italiana proprio nell'ottobre scorso a Jesolo, al campionato italiano della categoria allieve, quindi diciamo una delle prime uscite per l'atleta veronese, e quindi una fase di ulteriore collaudo in vista proprio dei campionati italiani juniores che sono in programma fra circa un mese e che la vedranno sicuramente fra le protagoniste, una delle atlete più in crescita dell'ultima stagione. Intanto, se possiamo andare sulla partenza dei 400 ostacoli. Virginia Troiani, Leonardi in quarta, Denise Adorni dell'Emilia Romagna in quinta e Elisa Roma del Friuli Venezia Giulia in sesta. Per segnalare in particolar modo il 59-43 di Ayomile Fodor Russo, che ricordiamo essere una delle migliori specialisti a livello nazionale, se forse non la migliore su questa specialità, e che gareggia per l'Emilia Romagna e correrà in seconda corsia. Ecco, abbiamo sentito dallo speaker ufficiale di questa manifestazione, Sergio Cestonaro,
la presentazione della seconda serie dei 400 ostacoli in cui ci sono le atlete con i migliori tempi di accredito, e c'è questa Aiomide Folorunso dell'Emilia Romagna che spicca su tutte con il suo 59,43. Aiomide Folorunso è la campionessa italiana in carica della categoria allieve, ha vinto i campionati italiani a Caorle nell'ottobre scorso, e con un 59,43 si propone come uno dei migliori talenti nel suolo nazionale, e oggi avremo modo di vedere, di assaggiare per la prima volta la sua condizione che in vista proprio dei campionati italiani che ci saranno nel mese di giugno per la categoria allievi. Novità assoluta tra l'altro, perché gli allievi hanno sempre avuto il loro campionato nel mese di ottobre, primi di ottobre, fine di settembre. Quest'anno novità assoluta, ci sarà il campionato individuale allievi nel mese di giugno. Eccole che stanno partendo: Aiomide Folorunso in corsia 2, poi altre atlete molto rappresentative, Virginia Troiani in 4, Elisa Rovere della Friuli Venezia Giulia in corsia 6, che è partita con estrema decisione, ma sembra avere un passo diverso proprio Aiomide Folorunso, che ormai ha annullato praticamente il decalage nei confronti di tutte le concorrenti, compresa la pur forte Elisa Rovere, che si sta molto ben comportando in corsia 6. C'è un atleta su tutto, Aiomide Folorunso, speriamo poi di averla tra di noi, potremo anche intervistarla per capire quali sono i suoi obiettivi, perché è una ragazza molto ambiziosa, nel senso che ha delle qualità straordinarie. La vediamo entrare sul rettilineo finale con un vantaggio praticamente un vantaggio abissale, si può dire, in una gara di 400 metri. Attenzione al cronometro, perché mi pare che stiamo andando su tempi straordinari, ed è 59,89 il tempo ufficioso di Aiomide, considerando che è la prima uscita ufficiale, diciamo così, di questa stagione. C'è da ben sperare, anche perché abbiamo visto come si è svolta la gara, e Aiomide è stata proprio dominatrice assoluta, non ha avuto stimoli particolari, soprattutto nell'ultima parte di gara dove era solitaria al comando e non aveva punti di riferimento. Quindi il tempo di Aiomide 59, mentre vediamo Folorunso quindi con 59,86 tempo ufficiale, e poi la seconda proprio Elisa Rovere, che anche lei sta leggermente al di sopra del proprio personale, ma lo ripeto, siamo alle prime uscite di questa stagione. Sono gare di collaudo, e già vediamo che le atlete si stanno producendo in risultati piuttosto significativi. Procede nel frattempo la gara del lancio del giavellotto. Il lancio che abbiamo visto è quello di Luca Soriani delle Marche, e dopo di Soriani avremo Nabil Afif dell'Emilia Romagna, che è uno degli atleti da seguire, e dopo di lui ancora meglio Barona Candelario della Lombardia, che è il secondo atleta come misura di accredito, con quasi 56 metri di personale. Rimane al di sotto dei suoi livelli l'atleta delle Marche. Vediamo il lancio di Nabil Afif, eccolo, anche lui leggermente al di sotto di quelli che sono i suoi standard di rendimento. Io direi di rimanere ancora, se possibile, sulla pedana del giavellotto, perché il prossimo a lanciare è uno dei possibili favoriti di questa gara, con quasi 56 metri. Barona Candelario della Lombardia è uno degli atleti da tenere particolarmente d'occhio, insieme ovviamente al rappresentante del Friuli Venezia Giulia, Massimo Ross, che ha un personale di 64,45. E dimostra subito quali sono le sue intenzioni l'atleta lombardo, perché con questo lancio piazza
dovrebbe arrivare a una misura intorno ai 55 metri. Vediamo la misura di Candelario, poi andremo a parlare un pochettino anche delle serie dei metri 400 ostacoli uomini. Sono 3 le serie previste e anche qui, come abbiamo subito piazza un 54 e 52 Candelario, che la dice tutta sulle sue intenzioni in questa giornata di gare. Nicole Colombi, Erika Scolozzi, Giorgia Menis al femminile. Nel peso intanto vediamo che si sta misurando il lancio di Giorgino Geli, 14,67, diciamo che è vicino al suo personale ma ancora un po' al di sotto, però anche questo concorrente della Treviso Atletica, società di origine, sta crescendo gara dopo gara, quindi avremo modo di vederlo impegnato sicuramente ad altissimi livelli nei campionati di categoria. Un'altra delle gare che andranno in scena tra poco è la gara del salto con l'asta, in cui abbiamo concorrenti non di grandissimo livello, però di buon livello, diciamo ben 7 atlete che hanno personali intorno ai 3,30, 3,20, quindi diciamo così una gara che dovrebbe e potrebbe anche fornire qualche risultato sorprendente. Ed ecco i risultati dei 400 ostacoli femminili con Aiomide Folorusso 59,86, Elisa Rumele 1,03,29, Virginia Troiani 1,03,57, Danita Jones 1,05,56, Miriam Martino 1,06,54 e Daniela Urso 1,06,81. Dalla lettura ogni volta dei primi 6 risultati. Ricordiamo che tutti i risultati sono visibili, ripeto, tutti i risultati sono visibili in tribuna in alto a destra, dove c'è la segreteria, c'è un apposito tabellone dove vengono affissi. Abbiamo il risultato ufficiale dei 400 ostacoli donne, quindi con la conferma della vittoria di Aiomide Folorusso 59,86. Intanto ha lanciato Massimo Ross, il favorito di questa gara, con un e lo vediamo che si presenta subito con un lancio poco al di sotto dei 60 metri. Massimo Ross del Friuli Venezia Giulia, vediamo la misura di questo suo lancio. Quindi vedrà ora col 108 Giacomo Bomma del Trentino che ha appena lanciato. 56,72 per Ross, che va a prendere il comando della classifica praticamente di questa gara, come da pronostico, come dicevo, del risultato dei 400 ostacoli, con la vittoria di Folorusso, che speriamo di avere poi qui per poterla intervistare, per capire quali sono le sue lezioni. Intanto c'è un bel lancio di Edoardo Lisciandra nel giavellotto. Edoardo Lisciandra, che si è presentato a questa gara con un personale di 52,95 e ora si è espresso intorno ai 55 metri. Mentre vediamo che è partita la prima serie dei 400 ostacoli uomini, sono 3 le serie previste, e qui si mette in evidenza subito un atleta del Veneto, che è quello che ha il miglior tempo di accredito, Andrea Zanon, atleta della Coin di Mestre. Andrea Zanon è al comando quando siamo a metà gara, un personale di 56,68 per lui. Vediamo come si evolve, siamo ormai al rettilineo finale con il veneziano Andrea Zanon, che si presenta al comando. All'esterno, al suo esterno in corsia 6 c'è Emanuele Rago della Puglia in seconda posizione. Zanon, ultimo ostacolo per lui, e sembra poter tenere agevolmente la sua posizione con un tempo ufficioso di 58,05.
che va a vincere in 58,05, mentre nel giallotto abbiamo visto un lancio di Mirko Pezzini. Lanci interessanti nella gara del giallotto, dove diversi degli atleti in gara si stanno migliorando notevolmente. Ora Alessandro Fierro della Puglia, situazione con Massimo Rosso, Friuli Venezia Giulia in testa a 56,72 davanti a Candelario, Roberto Candelario 54,52. si stanno in pista intanto, stanno misurando lanci nel giavellotto, ma diciamo che le misure migliori finora sono state ottenute dai primi atleti. Siamo al secondo turno di lanci. Miglior tempo di accredito il 54,47 di Jonathan Zenobi dell'Emilia Romagna in terza corsia. Nella seconda serie partiranno atleti con tempi di accredito già piuttosto interessanti. Avremo Loris Manojlovic delle Marche in corsia 2, poi per l'Emilia Romagna Jonathan Zenobi che ha un tempo di accredito di 54,47, quindi attenzione a questo concorrente dell'Emilia Romagna. Poi in 4 Davide Signorile della Puglia con 55,74, poi Gabriele Prandi del Trentino 55,96 e Andrea Brambilla della Lombardia con 55,16, quindi una serie che si preannuncia molto equilibrata e che quindi potrebbe anche fornire risultati interessanti proprio grazie al fatto che gli atleti, essendo di pari livello, possono stimolarsi vicendevolmente e quindi spingersi magari oltre i propri limiti. Vediamo di seguire questa seconda serie. Ricordo che i migliori tempi di accredito sono quelli della terza, che poi andremo a presentare. Ora sarà difficile seguire tutti i concorsi, oltre ai concorsi ovviamente cercheremo di fare il nostro meglio. Ben 5-6 concorsi più le corse contemporanee. Iniziata anche la gara intanto del salto in lungo femminile. Ho visto un salto nullo da parte di Beatrice Cortesi della Lombardia. E la prossima ad entrare in pedana sarà Claudia Cassano della Puglia. Beatrice Cortesi è una delle atlete da seguire proprio perché con 5,74 è la seconda tra le concorrenti in gara, mentre c'è ancora un nullo anche per la